Istantanee registrate a debita distanza oggi all'ora di pranzo nel reparto di pneumologia Covid del San Martino. Qualcuno dei pazienti potrà mangiare qualcosa, per altri l'alimentazione è impossibile. In questo momento l'ospedale San Martino di Belluno ha suddiviso l'accoglienza dei pazienti Covid in diverse aree a diversa intensità di cura. Su un potenziale sostanzialmente di 80 posti letto, ne abbiamo occupati praticamente tutti. Il dottor Muzzolon accoglie pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria grave che deve essere supportata con la ventilazione non invasiva. Da lì le vie di uscita sono due, o la guarigione o il peggioramento delle condizioni che richiedono il ricovero in terapia intensiva e l'intubazione. L'età media dei degenti è di 67 anni. Questa è una patologia che ovviamente ha una mortalità più elevata nelle persone più anziane, ma che non risparmia anche persone in età relativamente giovane e senza anche rilevanti copatologie, perché alcuni dei pazienti che noi abbiamo ricoverati con un'insufficienza respiratoria piuttosto grave non hanno rilevanti copatologie, cioè sono persone per altri aspetti del tutto sane. Alla pneumologia subintensiva i turni di lavoro del personale sono massacranti. Lavorare in un reparto Covid significa rivoluzionare la propria vita professionale e personale. Qui nessuno gioca a Tetris dietro una scrivania, qui si fa la sauna dentro le tute per un tempo interminabile. L'impegno orario per poter chiaramente distribuire il carico di lavoro su più persone fa sì che di fatto devi appunto bloccare le ferie, i riposi non sono quelli diciamo usuali. Che l'ospedale sia sotto stress lo dicono i numeri che hanno costretto a una riorganizzazione delle prestazioni sanitarie. C'è non solo lo stress di dover rispondere in maniera diciamo ogni giorno molto intensa alle esigenze dei malati Covid, ma anche la preoccupazione di non riuscire a seguire con la stessa accuratezza usuale i pazienti non Covid che hanno patologie complesse e che richiedono comunque assistenza. I reparti Covid non sono un palcoscenico e l'ospedale non è un teatro. L'unico sipario possibile qui si alza quotidianamente sulla realtà, che è quella di un virus la cui diffusione deve essere contenuta. Asintomatico è una persona contagiosa, punto e basta. Quindi è un dovere, diciamo, morale quello di utilizzare tutte le misure possibili, mascherine e distanziamento, quindi evitare gli assembramenti, soprattutto ecco, per attività ricreative che non sono assolutamente indispensabili in questo momento.